Fool. I never do. Come dici? Dove? I never do. È giusto I come never dici? thought. I never thought. Allora devo dire come Silvia. Though. No, Che tu. È Tu. Thought. T-H-O-U-T. What love would be. Sod. Io dicevo I never thought to love it be. I never thought. I never Making one as lovely as she. The she no, è she. Making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. Questo è un po' Ma i romanzo, bicchieri? dopo. Ah, sì, sono là. Buongiorno. Oppure puoi fare il finale love. Ho il latte? Made from love. Mia brioscina. Cornetto. La stai guardando troppo. Guarda che occhietti Io penso non sono riposati. più 3 giorni. Guardala lei. Anche un sacco. Buongiorno! Ho messo da prima Mario e poi me. Alice non si fa. Ma lui... Ciao. Ciao amore. No! Io ho parlato con la figlia di lui, sai. Fa la Quella che ballerina. canta. Con chi hai parlato? Con la figlia di Elton John. Elton John, sì sì. Di quello. Little Tony, Elton John. Fa la ballerina, è oscena, non sa ballare. Ma te la sei sognata? Eh? Te la sei sognata? No, ho ballato con lei proprio. Ah! Com'è? È altissima. Vabbè, quando ci ho ballato io era bassa, mo' è alta. L'ho rivista in televisione. Però non sa ballare proprio. Purella. Oh, I never conceive. One never. One never. As One never. never. Tu hai il coraggio di correggere lei. Capito? Cioè, Vergogna! ma dici davvero o stai scherzando? No, perché- Dobbiamo finirla con questa storia che io non so bene l'inglese. No, figurati. Mario, bravo, guarda che bravo. Ma dici che è davvero o stai scherzando? Guarda che la mia pronuncia migliora. Mario. Che schifo, che è? Giorno dopo È giorno. il secondo mandarino. E non solo Oddio. nell'inglese, Inglese. anche nell'italiano. Di solito sono Italiano. sempre più buoni quando ci sta quello, sai. Vede, per quello non ci ha portato l'acqua, c'è? Mario. Mario. Un ciotto. Manciuto. Comporta. Puro scrupolo legato a possibili perdite di immagine se i metodi usati per farlo sono poco ortodossi. E così, sempre più frequenti i casi di persone letteralmente taglieggiate, aggredite da telefonate anche in tarda ora, spaventate Madonna, sei ghiacciato. Guarda che c'era dentro il mio arancio. Che bello. Un pezzo di cervello. Tuo. Questo è l'intero cervello tuo. Fatta a truccare. Sono scena. Oddio. Non l'avevo nemmeno vista. Ti sei guardato te allo specchio? Sì, cara. Bello. Beh, guardati bene, forse sta parlando. A te proprio non c'è proprio speranza. Ma a me non mi serve proprio lo A te specchio. non ti serve? Ci avete dormito? 24 ore. Ma chi ha dormito, raga? Ho dormito 2 ore massimo. Amo. Sì. Ho dormito tanto. Scusa, ma tu perché non dormi la notte? Non riesco più a dormire. È strano però, eh. Posso capire Mario, e pensa a Sara. Poi mi sono sognato. Cioè, pensa a Sara poi. Anche io che non dormo. Quei coglioni. Io penso a Alice invece. Che sta a letto con te. Che amore. Comunque qua stiamo a degenerare veramente, eh. Perché se permettete Alice prima di tutti ci sto io. Silvia, tu no? Come si Non pensi Alice? No.
Anche no. Ma anche no che cosa? La Io dovrei Coca-Cola. pensare, c'è una lì ci parlo, mica mi sogno di notte. Lei si sogna te. Amore, ma Brava No, Silvia, è proprio brava. sbagliato. sensibilità sanno meglio creare un rapporto. Mi dispiace, ma è proprio sbagliato. Ti O dispiace. se sogno Luca è un Ti incubo. dispiace. Proprio. Ti svegli tutta sudata. Mi vedo. Oh, oddio. Sudata per non dire un'altra cosa. Bagnata. Ecco, per non dire un'altra cosa. E questo l'ha detto subito. stiamo un No, po' sudata, degenerando, sudore, sudore, no. Nient'altro. Sudore, sudore. Sudore, nanana. Furore. È furore, non è sudore. Lo so. Lo so che invece tu mi sogni di notte. Respira, Mariu, sempre. Inutile che neghi. Non solo di notte, anche di giorno. Giorno. Vedi che bella pasta che si mangia lui. Che è la carbonara? Brontolare, frignare. La lagna si declina Beh. in tanti modi, ma l'obiettivo è uno solo, cercare di Tu da oggi in poi parli solo con Mario. Mario. Paga, scopriamolo insieme. Io mi vedo 100 vetrine. Ecco Alice, Ali, tu sei questa, che Brooke, e Luca e Rich. Brooke! E io sono Nick Marone, che abbiamo Guarda, sto facendo la stessa cosa che stavi facendo tu. Capito Ali? Accanto Io sono Nick che poi ti al rubo da tavolo Rigi. che stavo Capito Ali? facendo qualcosa. Ah, Io sono Nick che poi ti rubo da Rigi io. Da E poi Rigi? ci sposiamo io e te Da e Luca lo Rigi? lasciamo da solo. ah, veramente? certo. Allora mi va bene. Riggi, capito? E il Ridge rimane un E Rigi rimane un cretino. No, lei voleva dire un'altra cosa. E Rigi rimane un cretino. La porta! Cretino. Qualche problema? Noi faremo le prove stasera, no? Oggi pomeriggio. Anche del musical. Sì. Questa è la sorella di Brooke. Beh, ci credo. Sì, ma è cambiato pure il pubblico, perché è morto pure il pubblico che guardava la puntata. Sì, ok. No, ma dicevo, è cambiato il doppiatore di Riggi perché è morto il doppiatore. Pure i telespettatori sono cambiati. A me piaceva più l'altro. Con le Filippine. Ci prova con la Talmente- sorella? Talmente del tempo che lavorano insieme che secondo me, Sono invecchiati assieme. sì, possono dire che forse vivono più la puntata che la vita reale. Sì, infatti, è vero. Cioè lui secondo me muore che dice io mi chiamo Ridge Forrest. Come che non Riggi, sì, esatto. Magari si sono fidanzati loro. Beh, non Saranno sarebbe neanche sposati. tanto Guarda che strano. non è Dai. carina. Dopo 15 anni Se di sta tu- roba qua. Se tu uno del genere lo fai camminare in mezzo alla strada in Italia lo chiamano Ridge tutti. Riggi, esatto. Non lo chiamano Ron Moss. Cioè, manco come si chiama. Ron Moss. Appunto, non sanno manco che si chiama Ron Moss. Si chiama proprio Ridge. Si passa lei, chiama Brooke. Cioè. E questo è beautiful. La cosa più Ma il brutta è caffè? quando... No, Perché? perché devo mangiare ancora il secondo. Perché? La cosa più brutta è quando fai qualcosa in TV e poi ti chiedono di fare quello che fai. Ah, sì. Va bene, Natale andai in un centro commerciale, la signora mi disse mi canti la sigla. Veramente. Cioè io non dovevo comprare nemmeno niente, stavo là, guardavo. Ciao, mi canti la sigla. È come se... Tu che gli hai detto? Ma anche no. Ma anche no. Ho detto lei me la regala una valigia. Era un negozio di borse. Stavo comprando il regalo a mia mamma. Me la regalo. Che dicevi? Ha detto il suo tempo.